Papa Francesco sarà a Venezia domenica 28 aprile. Ha portato un colpo di scena inatteso, il dopo visita dei vescovi del Triveneto guidati dal patriarca Francesco Moraglia, che a 11 anni di distanza dall'ultima volta sono stati a Roma una settimana per la periodica visita ad limina apostolorum e venerdì 9 hanno incontrato proprio il pontefice. Già da mesi era stata annunciata quella che sembrava sarebbe stata la prima visita in Veneto di Papa Bergoglio. A Verona, sabato 18 maggio, sotto il segno del versetto profetico della Bibbia, giustizia e pace si baceranno. E invece ieri, a soli 4 giorni di distanza dall'incontro in Vaticano, dal Patriarcato Veneziano e dal Vaticano, è arrivato l'annuncio che la prima visita del pontefice in Veneto sarà un'altra. 3 settimane prima, domenica 28 aprile 2024, Papa Francesco si recherà in visita a Venezia. Il Santo Padre visiterà il padiglione della Santa Sede alla Biennale d'Arte, poi sarà al carcere femminile della Giudecca e incontrerà la comunità ecclesiale del Patriarcato di Venezia con un programma che sarà comunicato prossimamente. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 14 febbraio 2024, la prima notizia del giorno riguarda la visita del Papa a Venezia. Arriverà il 28 aprile, leggiamo sul giornale di Vicenza, 3 settimane dopo sarà a Verona. 2 le tappe per ora confermate: Biennale d'Arte e carcere femminile della Giudecca. Francesco visiterà il padiglione d'arte Vaticano e poi si recherà nell'Istituto di Pena. La manifestazione ha come titolo Stranieri ovunque. Lo leggiamo nell'articolo di Piero Erle, appunto sulle pagine del giornale di Vicenza, la notizia su tutti i quotidiani locali. Vediamo il Corriere del Veneto. L'annuncio, la visita alla Biennale, poi San Marco e la Salute, Papa Francesco a Venezia, ci riempie di gioia. La visita il 28 aprile, 20 giorni dopo sarà a Verona. Vediamo che sono in corso dei preparativi, si sta realizzando una nuova Papa mobile, saranno predisposte rampe per i gradini. Dopo la visita a Venezia, Papa Francesco sarà anche a Verona il 18 maggio prossimo. Il pontefice celebrerà la messa nello stadio Bentegodi, pranzerà con i carcerati a Montorio. Lì sono detenuti tra gli altri Filippo Turetta e Benno Neumayer e interverrà all'evento Arena di Pace. Stranieri ovunque, abbiamo detto, è il titolo del padiglione della Biennale che sarà visitato dal Papa nel carcere della Giudecca. L'ultima volta di un Papa a Venezia fu nel 2011 con Ratzinger, che giunse a Venezia nel maggio di quell'anno. All'epoca si tenne una grande messa al prato del parco di San Giuliano, parteciparono 200.000 persone. Ma vediamo alcuni commenti. Il patriarca di Venezia Moraglia che dice: si tratta di un evento importante che rilancia il nostro cammino di fede. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro: attendiamo con trepidazione il suo arrivo, rafforzerà i valori di pace e libertà di Venezia. Questo per quanto riguarda la visita di Papa Francesco appunto nel capoluogo veneto a Venezia. Ma noi voltiamo pagina e proseguiamo la rassegna stampa di oggi con una notizia che riguarda il meteo, o meglio il clima impazzito, il cambiamento climatico. La troviamo sulle pagine del Corriere del Veneto di oggi. Leggiamo il titolo: il termometro tocca i 17 gradi, assaggio di primavera in quota. Dopo il gelo di una settimana fa, ieri mattina la sensazione era quella di essersi svegliati il 21 marzo, sole caldo, cielo terso e cappotti e cappelli decisamente di troppo. Ieri sono stati raggiunti 17 gradi a Valdobbiadene, 16 a Belluno, ma da domani, almeno in pianura, le giornate non saranno così piacevoli come quella di ieri. Torneranno già da domani nubi basse e nebbie a coprire il cielo, mentre in montagna invece il clima continuerà a rimanere primaverile. L'anticiclone che arriva da ovest porta alte temperature nel nostro paese, spiega Francesco Domenichini, meteorologo dell'ARPAV, ma mentre in pianura il cielo coperto dei prossimi giorni porterà una mitigazione delle temperature che rimarranno comunque un po' sopra la media, in montagna si potrà sviluppare una sorta di primavera anticipata. Sarà così almeno fino a domenica o lunedì, aggiunge. Non facciamo previsioni ad ampio termine, ma è da immaginare che la prossima settimana le temperature si assesteranno sulla media del periodo. Insomma,
manca ancora più di un mese alla vera primavera, cappotti e berretti meglio tenerli a portata di mano, così scrive la giornalista Roberta Polese sul Corriere del Veneto. E chiudiamo la rassegna stampa di oggi invece con una notizia di politica. Arriva direttamente da Roma, la troviamo sul Giornale di Vicenza. Terzo mandato, la Lega tenta il voto subito. In Senato ha presentato un emendamento al decreto elezioni 2024. I senatori veneti vanno al vedo, deroga per i governatori come Zaia, ma anche per tutti i sindaci dei comuni big, lo chiede ANCI. Ricordiamo sempre che il presidente della regione Veneto Luca Zaia è già attualmente al terzo mandato. Nel caso in cui venisse ritoccato il limite, che attualmente è di 2 mandati, potrebbe, unico in Italia, candidarsi per la quarta volta. La notizia anche sul Corriere del Veneto di oggi, l'altro fronte, stallo a Roma sul terzo mandato, servirà un vertice di maggioranza. L'emendamento leghista piace solo a Renzi, effetto domino sulle europee. E qui c'è un commento di Zaia che dice: europee, a me nessuno ha chiesto nulla. Questo una risposta a chi gli chiede se appunto stia valutando di candidarsi alle elezioni europee nella lista della Lega. Salvini vorrebbe in realtà candidare appunto Zaia nella circoscrizione nord-est, questo almeno l'abbiamo letto nei giorni scorsi, nelle scorse settimane in numerosi retroscena. Il progetto di Salvini sarebbe appunto sfruttare l'enorme consenso che ancora gode, di cui ancora gode il presidente Zaia, per alzare di qualche punto percentuale il risultato della Lega alle europee, in una competizione davvero difficile con Fratelli d'Italia. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.